Tragedia sul vallone poco distante dall'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, 2 giovani motociclisti morti nella notte dopo uno scontro frontale. Una delle 2 vittime oggi avrebbe compiuto 24 anni. A Ring si infiamma il dibattito sulla recinzione di Piazza della Libertà nel corso della trasmissione intervento telefonico del sindaco di Piazza che ribadisce: la recinzione la faccio. Non mi finanziano perché appoggio Gaza. La cantautrice Elisa attacca la regione. La replica dell'assessore Scocimarro: per ottenere contributi in genere si presenta una richiesta. E la regione ha ripartito le risorse destinate al Fondo Sociale Ater, sono perciò in arrivo 12 milioni di euro e il riparto 2026 prevede una dotazione superiore a quella del 2025. Code disagi sulla rete autostradale Alto Adriatico verso le località turistiche a causa dei blocchi in Austria, gli aggiornamenti direttamente dalla sala operativa di Palmanova. In regione lavoratori autonomi e imprenditori dichiarano il 52% in più dei lavoratori dipendenti, l'analisi sul reddito fiscale della CGA di Mestre. In largo Panfili provvisoriamente una struttura per ricordare l'esodo e le foibe è stata realizzata dai giovani dell'Accademia delle Belle Arti di Calabria. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca, la tragedia nella notte lungo la strada del Vallone, incidente frontale fra 2 motociclisti di 24 e 25 anni, entrambi hanno perso la vita. Un terribile scontro che ha tolto la vita a entrambi. Jan Bensa, residente ad Oberdo del Lago e giocatore di pallavolo allo Slow Volley ZKB, è morto la sera del suo compleanno. Oggi avrebbe compiuto 24 anni. Lorenzo Valentini, 25 anni di Gorizia, è l'altro giovane che non ce l'ha fatta. Sono i 2 motociclisti deceduti nella notte a seguito dell'incidente sulla strada del Vallone, poco distante dall'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23. Il giovane Jan viaggiava a bordo di un KTM, mentre il 25enne goriziano era in sella alla sua HD Fatboy. Improvvisamente lo schianto, un impatto devastante. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati immediatamente sul posto, ma secondo le ultime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale. Da capire quali circostanze abbiano causato la collisione fra i 2 mezzi. Sul luogo dell'incidente è arrivata l'ambulanza con gli operatori del 118. È giunto anche l'elicottero autorizzato al volo notturno, ma le ferite dei 2 giovani, che sono stati sbalzati sull'asfalto per diversi metri dopo lo schianto, sono apparse subito troppo gravi e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nelle ultime ore i carabinieri del Comando Provinciale di Trieste hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, impiegati quasi 30 militari. Le operazioni hanno interessato Piazza Garibaldi, Piazza del Perugino e le aree limitrofe come Via Sette Fontane, Largo Barriera, ma anche tutta l'area della Movida a partire da Piazza Venezia e zona Cavana. Il bilancio provvisorio dell'attività ammonta a circa 150 persone identificate, quasi 30 veicoli e 8 esercizi pubblici controllati, una persona denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, 3 persone sanzionate ai sensi del codice della strada e 2 persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina, con contestuale sequestro del relativo stupefacente. A Ring si è infiammato il dibattito sulla recinzione di Piazza della Libertà. Nel corso della trasmissione, intervento telefonico del sindaco di Piazza che ha ribadito: la recinzione io la faccio. La premessa che ci vuole la recinzione già non ci trova d'accordo, ma non trova d'accordo neanche a quanto pare esponenti della sua maggioranza, quindi è difficile poi collaborare se su alcune proposte non ci si trova d'accordo. Intanto io la faccio la recinzione, dopo vedremo chi non è d'accordo. Vediamo se il sindaco vuole fare questa recinzione, la faccia, perché i lavori in città vanno avanti molto a rilento, in questo momento il 1,2 milioni di contributo regionale semplicemente non esiste, sindaco. Rilento che facciamo Piazza Goldoni, Piazza Sant'Antonio, il Ponte Verde, il Ferrini. Vabbè, sindaco, ma governi questa città da un decennio, sindaco, dai. 25 anni all'opposizione, ricordatevi, siete 25 anni che la gente, che i triestini e i mosesani vi hanno mandato a casa.
Di nuovo, la recinzione di Piazza della Libertà oggetto di discussione. Stavolta il tema è stato affrontato nel salotto di Ring, con gli ospiti di Ferdinando Varino e il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, intervenuto telefonicamente per ribadire la sua volontà: delimitare l'area verde davanti alla stazione dei treni da tanto tempo sotto i riflettori perché frequentata da richiedenti asilo, dagli episodi di cronaca quali risse e accoltellamenti a quelli di degrado. Questi i motivi che hanno spinto il primo cittadino a decidere per la recinzione, come nel caso di quella posata attorno alla statua di Sissi, dove alcuni migranti espletavano le funzioni corporali. Ma cosa c'è di strano? Invece di strano dovrebbe essere quello che quei signori che portano ogni sera 200 persone che gli danno da mangiare, che lo fanno apposta per creare i problemi. Questa è la realtà. E poi in verità, a parte le battute, la cosa scandalosa è la parte in cui accusa le associazioni di attirare i migranti. Babude non l'ha citata, ma ha seguito, attenzione, ha seguito. No, il sindaco ha seguito benissimo, però ha racchiuso anche quello che abbiamo detto, sì, che senza la recinzione di Sissi quello rimaneva... ha detto, ma fa bene il sindaco ad andare avanti nel suo, poi che ci sia un'unità, che uno dica magari si spostano o meno, lui fa benissimo, ha tutto il diritto e il dovere di fare quello che ritiene il più utile, e anzi, se poi recupera anche le risorse fa ancora meglio, come ha sempre fatto per quanto ci riguarda. Il tema è quello che abbiamo detto anche noi prima, non è tanto lo spazio recintato, è quanto quella piazza viene vissuta. Se la sera è vissuta male è evidente che c'è un problema. Se di giorno invece, grazie a quella piccola recinzione che abbiamo fatto a Sissi, come dicevo, è vissuta meglio e non è lo schifo che c'era 4 anni fa, è un bene. Siamo pieni di giardini che hanno la recinzione. Il punto è fare la recinzione perché credi che in questo modo tu risolvi un problema che è irrisolvibile, perché fa parte della storia di questo paese e della nostra città. E quando tu dici facciamo delle cose per tamponare, ecco, primo errore, quando dici che le persone vanno lì per dare da mangiare e per creare i problemi. Ma che discorsi sono questi? Ma che creare i problemi? Cioè, è il punto dove si trova Trieste, che è un punto di incrocio e il punto di arrivo della rotta balcanica. La giunta di Piazza preferisce demandare ai privati anziché assicurare ai giovani un giusto diritto all'abitare. Ennesimo pasticcio sugli alloggi in Cavana, così la lista civica, adesso Trieste, in una conferenza stampa svoltasi questa mattina. L'ennesimo pasticcio della Giunta di Piazza sul tema della casa di fronte a un patrimonio immobiliare pubblico di valore che potrebbe essere messo direttamente a disposizione di chi ne ha bisogno. Il Comune e l'assessore Lodi se ne lavano le mani e chiamano in causa il privato. Un disinteresse del Comune di Trieste che anziché affrontare la questione preferisce demandare ai privati, con conseguenze dal punto di vista dei costi degli affitti e dell'accessibilità alla casa, specialmente per i più giovani. È quanto denuncia la civica Adesso Trieste, intervenuta nuovamente sul tema del diritto all'abitare. Questa volta il faro è puntato su 18 alloggi del comprensorio dell'ex Casa dello Studente in Cavana. Alloggi pronti, ristrutturati, che il Comune potrebbe mettere immediatamente a disposizione di chi ne ha più bisogno e che invece decide di mettere sostanzialmente all'asta per una gestione in blocco da parte di un operatore privato che poi avrebbe solo la facoltà e non l'obbligo invece di subaffittare a giovani under 35, tra l'altro a prezzi di mercato con il canone concordato. Questo è un doppio danno nei confronti di chi da anni cerca una casa a Trieste con sempre più difficoltà, perché da un lato si aumenta nei fatti il prezzo dell'affitto, che invece potrebbe essere molto più basso se stabilito direttamente dal Comune, e dall'altro lato non si crea una graduatoria, una lista trasparente basata su criteri oggettivi per dare queste case a chi effettivamente ne ha più bisogno. E polemica fra la Regione ed Elisa. La musicista, che si è vista rifiutare il finanziamento al Festival Luce a Nord-Est, attacca: dipende dal mio appoggio alla causa palestinese. La replica dell'assessore Scocimarro: per ottenere un contributo pubblico è necessario presentare una richiesta. Vediamo il prossimo servizio. Dichiarazioni fantasiose. L'assessore al turismo Sergio Emidio Bini liquida in questo modo la polemica innescata da Elisa in merito al mancato finanziamento da parte della Regione al Festival Luce a Nord-Est. Secondo la musicista isontina, le ragioni del niet sarebbero da ricercare nell'appoggio da parte sua alla causa palestinese, culminata qualche mese fa in un post fra i più visualizzati e invero assai criticato. Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti, in poche ore, portateli voi gli aiuti.
perché stanno morendo. Se l'assessore Bini in qualche modo si smarca, in merito è intervenuto l'assessore alle politiche ambientali Fabio Scocimarro attraverso un post su Facebook. Il solito piagnisteo di Elisa, al netto delle sue doti artistiche che si possono apprezzare o meno, a me personalmente neanche piace la sua musica, ma è un fatto personale, però effettivamente immagino che sia complicato capire che per avere dei contributi pubblici bisogna partecipare ai bandi, e soprattutto per chi ritiene come Elisa di poter salvare il mondo e soprattutto Gaza. Alla Regione, infatti, che ritiene eccessive le richieste economiche presentate da Elisa per organizzare il festival, non risulta che la musicista esontina, o chi per lei, abbia presentato la domanda per i contributi, che Scocimarro lo ribadisce, lo scorso anno la Regione non ha affatto lesinato. L'anno scorso ho avuto un contributo di 1,2 milioni per fare un festival che personalmente a me non è piaciuto. In ogni caso, sembrano lontani i tempi, poco più di un anno fa, in cui Elisa e la Regione Friuli Venezia Giulia celebravano d'amore e d'accordo quel matrimonio che avrebbe portato al concerto della cantautrice assieme a Tananai a bordo della nave Palinuro ancorata davanti a Piazza Unità. Fra l'altro, la polemica, arrivata anche sul Corriere della Sera, segue di poco le dichiarazioni di Francesco De Gregori, secondo cui non necessariamente un artista dovrebbe per forza di cose appoggiare una determinata causa. Emergenza caldo nelle scuole, alunni e studenti in affanno nelle ultime 2 settimane prima della chiusura estiva. Ne ha parlato a Sveglia Trieste la segretaria provinciale del Partito Democratico Maria Luisa Paglia. Le nostre scuole non sono state costruite e pensate come scuole, sono ex caserme, ex monasteri, ex un qualcosa. I nostri alunni stanno 6 ore seduti, costretti in una sedia, bambini anche di 6 anni, perché ci sono delle scuole che hanno la fortuna di avere un giardino, ma non è che 300-400 alunni possono stare 6 ore in un giardino, sono dei brevi momenti, e scuole che non hanno uno spazio aperto, uno spazio verde. Le ultime 2-3 settimane di scuola, a seconda del meteo, è una resistenza, perché ci sono dei bambini che semisvenuti, bambini che stanno male e devono andare a casa. Allora la scuola non può essere vissuta come una sopportazione aspettando l'ultima ora dell'ultimo giorno di scuola. Bisogna rigenerare l'ambiente, rigenerare il territorio significa anche questo, pensare gli ambienti con nuovi spazi verdi, perché una scuola immersa in un ambiente verde è una scuola in cui la temperatura è più bassa, si vive meglio, ci sono ambienti diversi, vivibili. Ecco, perché ogni anno viene fuori questo, le scuole poi chiudono, devono essere invece degli ambienti vissuti dalla cittadinanza, ma io inviterei chiunque a venire in questi giorni, e sono degli ambienti in cui non si può vivere, solo si sopravvive. Allora bisogna, progettare e ascoltare chi vive. Io parlo della scuola, ma ci sono anche altri ambienti, ascoltare chi lavora, chi vive quelle dinamiche giornalmente. Andiamo adesso con le immagini registrate questo pomeriggio in piazza Sansovino. Dove potete vedere c'è stato un incidente che ha coinvolto un furgone ed un'autovettura. Il sinistro non ha comportato serie conseguenze. Sul posto sono intervenuti, come potete vedere, i vigili del fuoco e anche la polizia locale, perché semmai vi sono state sì conseguenze, vale a dire disagi al traffico della zona. E sarà è un weekend da bollino rosso che si è trasformato in bollino giallo per via della scarsa incisività dei blocchi stradali in Austria. Restano le file ai caselli per andare in spiaggia, quindi diciamo così, se ho capito bene, questo effetto bollino rosso non c'è stato, ma vediamo il servizio che ci spiega meglio tutto quanto. Noi siamo pronti, l'avevamo previsto, l'abbiamo comunicato già da giorni con tutti i nostri mezzi, anche dai pannelli messaggio variabile, avvisando anche chi guida mezzi pesanti già da una settimana a questa parte. Quindi abbiamo un'organizzazione da giornata di esodo da codice rosso, anche se questa era una giornata da codice giallo, quindi noi siamo strutturati e pronti per ogni evenienza.
L'ultimo fine settimana di maggio ha regalato code e disagi autostradali, ma perlomeno si è scongiurato il temutissimo effetto Brennero, con le chiusure oltreconfine per manifestazioni ambientaliste che non hanno troppo intaccato lo scorrimento dei flussi in Italia. A ogni modo le difficoltà maggiori le hanno sperimentate le uscite rivierasche e i loro caselli, visti i corposi flussi per sfruttare il caldo del fine settimana. Le previsioni comunque sono quelle che avevamo detto: c'è traffico intenso, c'è coda tra in est, quindi direzione Trieste, fra Meolo e Portogruaro. Sui caselli che portano alle riviere c'è molto traffico, abbiamo dei piazzali pieni. Degno di nota è il casello di Latisana, quindi verso le nostre riviere abbiamo più che raddoppiato il traffico di uscita. Non pensiamo di avere un numero elevato rispetto al previsto di mezzi pesanti, dalle informazioni che abbiamo anche con le concessionarie limitrofe. Sicuramente ci aspettiamo durante la giornata fino a tardo pomeriggio ancora traffico intenso, sempre dovuto al raggiungimento delle mete turistiche. La Regione ha ripartito le risorse destinate al Fondo Sociale Ater, sono perciò in arrivo 12 milioni di euro e il riparto 2026 prevede una dotazione superiore a quella del 2025. La delibera ripartisce 12 milioni di euro stanziati dal Fondo Sociale Ater a favore delle 4 aziende. Il fondo è destinato ad assegnare risorse importanti per la manutenzione ordinaria degli alloggi, al fine di mantenerli sempre disponibili per l'assegnazione secondo i nuovi bandi. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante, commentando la delibera con cui la Giunta regionale ha ripartito le risorse destinate al Fondo Sociale, con le quali compensare le minori entrate nei canoni di locazione nelle quote per servizi accessori, sulla base di una proposta presentata dalle Ater, adottata annualmente in sede di conferenza del sistema regionale delle aziende, che tenga conto anche dei canoni corrisposti dell'anno precedente dagli assegnatari economicamente più deboli. Questi fondi sono stati suddivisi tra le 4 Ater del Friuli Venezia Giulia, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, secondo una proposta formulata dal sistema regionale delle Ater sulla base dei canoni corrisposti nell'anno precedente. In conformità alla normativa vigente, almeno l'80% delle risorse verrà destinato a interventi di manutenzione degli stabili di edilizia sovvenzionata. Il riparto ha tenuto conto del fabbisogno espresso da ciascuna Ater. Il 13,87% delle risorse assegnato a Gorizia, 1.664.000 euro, il 15,33% a Pordenone, 1.839.000 euro, il 41,98% a Trieste, poco più di 5 milioni di euro, e il 28,82% a Udine, pari a 3.458.000 euro. A breve verrà proposto il riparto 2026 a favore delle Ater ai sensi della legge regionale 1/2016 per un importo complessivo di 10 milioni di euro, ha commentato Amirante. Gli uffici sono attualmente in attesa delle richieste. La dotazione prevista risulta superiore di oltre 600.000 euro rispetto al riparto 2025. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, ritorniamo con altri servizi, quindi rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio. Oggi l'analisi della CGIA di Mestre si sposta sul reddito fiscale degli imprenditori rispetto a quello dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. In Friuli Venezia Giulia si contano quasi 960.300 contribuenti complessivi all'anagrafe IRPEF. Il reddito medio delle imprese in contabilità semplificata si attesta a 38.280 euro, una cifra nettamente superiore a quella dei lavoratori dipendenti regionali, fermi a 25.000 euro e poco più. Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione sbagliata e dannosa. In Friuli Venezia Giulia ci sono 85.000 partite IVA e la stragrande maggioranza di artigiani, commercianti, liberi professionisti lavorano di giorno rispettando le regole, pagando tasse spesso molto elevate e sostenendo costi e rischi che i dipendenti non hanno. Se esiste evasione va combattuta con grande decisione, ci mancherebbe, ma senza fare di tutta un'erba un fascio. In Friuli Venezia Giulia il reddito degli imprenditori in contabilità semplificata stacca anche quello dei lavoratori dipendenti del 52,6% e supera quello dei pensionati addirittura del 65,3%, registrando uno dei picchi più marcati in tutta Italia. Colpire indistintamente gli autonomi significa indebolire una parte fondamentale dell'economia del paese.
L'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante. I dati delle dichiarazioni dei redditi restituiscono infatti una realtà profondamente diversa. In media gli imprenditori e i lavoratori autonomi versano praticamente il doppio dell'IRPEF rispetto a chi viene tassato alla fonte. Resterà in largo Panfili fino alla fine dell'anno il monumento per ricordare Esodo e foibe realizzato da 2 giovani studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Calabria. Il Comune potrà poi deciderne altre destinazioni. È un monumento che costringe il triestino o il turista che passa lungo largo Panfili a fermarsi a guardare e conseguentemente a riflettere. La struttura, realizzata dall'Accademia delle Belle Arti di Calabria per il Giorno del Ricordo, è dedicata alle vittime delle foibe e dell'Esodo. Rappresenta un monito che tiene vivo il ricordo e nel contempo lo divulga alle nuove generazioni. Così il presidente del Consiglio Comunale Panteca durante la cerimonia di scoprimento. Intitolata Monumentum, l'opera diventa tempio di memoria, strumento di responsabilità civile e testimonianza di una pagina atroce di violenza e di inciviltà. Ed in definitiva richiamo collettivo contro ogni forma di odio e cancellazione dell'identità di una persona e di un popolo. Alto 6 metri per un diametro di 3, il cilindro di plexiglass rimarrà in largo Panfili perlomeno fino alla fine dell'anno. Il Comune in seguito ne disporrà eventuali altre collocazioni. L'opera è stata realizzata dalla studentessa Jasmine Anni assieme al collega Giuseppe Sabatino e per il solo fatto di essere stata realizzata da 2 giovani, oltre che per il suo significato, merita tutto il nostro rispetto. Terza giornata dell'edizione 2026 di Mare Nord-Est in Piazza Unità. La fanfara dei bersaglieri di Abbiategrasso ha accolto un nuovo ammaraggio degli idrovolanti, ma la manifestazione si proietta anche sul territorio. Idrovolanti ancora protagonisti alla terza giornata di Mare Nord-Est, accolti questa mattina dalla fanfara dei bersaglieri di Abbiategrasso. Passeggiare lungo Piazza Unità e nel tratto di rive prospicente con un tempo invidiabile nonostante il caldo ha dato dunque modo ai triestini ed ai turisti, anche oggi, di assistere ad uno spettacolo di grande effetto e di grande fascino. Accanto infatti agli idrovolanti, la cui sola presenza ha consentito a parecchi di immaginarne un utilizzo più concreto e non legato esclusivamente ad eventi, la fanfara dei bersaglieri ha aggiunto quel tocco di allegria in più che ha certamente fatto la differenza, trasformando anche i momenti ufficiali in un vero e proprio happening, rompendo gli schemi di un protocollo certamente rispettato, ma che in occasioni come questa sembra fatto apposta per saltare. Mare Nord-Est però è anche altro. Abbiamo fatto un villaggio splendido, che abbiamo di tutto. E oltre certamente noi siamo per la divulgazione dell'amore per il mare e per la divulgazione presso i giovani soprattutto, perché poi domenica ci saranno solo bambini con l'ARPA, con l'OGS che farà loro vedere delle meraviglie del mare, che cosa il mare ci può dare. Noi passiamo attraverso i giovani, questo è il nostro punto fermo. Il villaggio dunque, allestito per ospitare incontri, conferenze, dando spazio a parecchie delle realtà che con il mare hanno a che fare per la loro stessa missione. Alla base una considerazione quasi elementare. Non si riflette sufficientemente sul fatto che Mare Nord-Est è una manifestazione che punta molto sul territorio. Il legame Trieste-Mare è evidente, però c'è, diciamo così, tutto un territorio che gira attorno. Assolutamente sì. Mare Nord-Est si è impegnato molto in questi anni a portare la divulgazione del mare, di tutte le attività che girano e ruotano intorno al mare. Siamo riusciti a coinvolgere soprattutto gli studenti dell'Istituto Nautico e di altri istituti che hanno partecipato in queste 2 giornate. Abbiamo totalizzato 450 studenti più o meno che hanno ascoltato vari relatori di fama anche a livello nazionale. Mare Nord-Est non è un appuntamento che si esaurisce nelle giornate che riempiono Piazza Unità, vi è una preparazione certosina i cui frutti concretamente poi si vedono. Edoardo Nattelli si occupa dell'aspetto, diciamo, logistico di Mare Nord-Est. Che cosa significa da questo punto di vista organizzare una manifestazione come questa? Si tratta di mesi e mesi di preparazione, perché nonostante
si pensa a tutto, c'è sempre qualcosa che poi all'ultimo momento può andare male. Quindi il mio compito è di fare in modo che il villaggio venga allestito con i nostri requisiti, con tutto quello che serve per far funzionare un villaggio come il nostro, che quest'anno è di 4 giorni. A Gemona ora per la partenza della penultima tappa del Giro d'Italia, Grande la Festa. Ancora una volta sinonimo di ospitalità, ringraziamento, abbraccio, Gemona insomma è sempre aperta a tutti. Beh, cerchiamo insomma di restituire un po' di quello che abbiamo ricevuto e quindi insomma cerchiamo di aprire le porte per tutti quelli che vogliono venire insomma nella nostra comunità. È un anno significativo per i gemonesi, per tutti i friulani, per tutta la regione e credo per la nazione intera. Anche quest'oggi le Furlanze in Fiesta hanno voluto partecipare a questo grande evento di Gemona che abbraccia il Giro d'Italia con una tappa proprio a Gemona per l'anniversario. Noi abbiamo cercato di dare una mano qua con il ricavato che faremo per l'ospedale di Gemona del Friuli, speriamo che vada bene. Noi siamo sempre in festa, siamo Furlanze in Fieste e per la solidarietà e per chi ha bisogno. Quante birre sono volate? Molte perché fa caldo, per cui la gente beve volentieri un bicchiere di birra fresca. Diciamo che una birra tira l'altra. Esatto, molto bene, giornata stupenda e bene. E si continua? E si continua. Tutto bene, sempre bene, anche si fa feste, in allegria perché tutto bene. Speriamo che deriva da ma sicuramente per la solidarietà, però dai, tutto bene. L'importante è essere sempre davanti, ma da uno. No, sicuro. Anche se divertire noi e ci di far divertire chi altri e anche col mangiare col bevi, dopo il resto è tutto bene. Dai. Bene. Sì. Stai spinando la birra? Sì. Come sta andando? Bene, fa caldo. È difficile spinare una birra secondo te? No, Dio, no, facile. Si impara subito? Sì. Impara l'arte? Non lo so. E mettila da parte, bene. Complimenti, come ti chiami? Veronica. Io vedo che lei è molto appassionata. No, io non so niente. Assolutamente? No. Neanch'io. Come sta andando? Tutto bene, grazie. Benissimo. Sì, dopo mai. Siamo grandi ormai. Soprattutto si è mangiato e bevuto bene. Conferma? Molto bene, qua siamo in Furlanze in Fieste, dove sempre in fiesta e facciamo beneficenza, che è la cosa più importante. Concorda? Sì, assolutamente, noi siamo sempre presenti. E che roba è importante. Bene, complimenti. Grazie a voi. È tutto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo domani l'appuntamento alle 13:20 e alle 19:30. Buon proseguimento a tutti, arrivederci.